Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni bellunesi in America e non solo. Oggi conosceremo una storia dall'Argentina. Inizia a Buenos Aires, una metropoli gigante che vede arrivare tanti bellunesi e particolarmente tanti maestri gelatieri. In questa occasione oggi ci racconta la sua storia di migrazione Elisa Marino di Buenos Aires. Ciao Elisa, come stai? Ciao, come stai Ernestina? Bene. Ecco, stupendo. Elisa, così i nostri ascoltatori ti conoscono. Perché non ci racconti un po' di te? Presentati. Bene, io mi chiamo Elisa Marino, sono nata qua a Buenos Aires, ho tre figli e sempre sono vissuta qua nella città di Buenos Aires, sto lavorando in una gelateria. Bene, mia mamma è del Cadore, della provincia di Belluno. Bene, da piccola anche sono stata là, è un bel paese. Ecco, eh, perché non ci racconti da dove sono partiti, da dove è iniziata la tua storia di migrazione, da dove sono le tue origini bellunesi? Bene, mia mamma è da Vodo di Cadore, mia nonna, il suo papà e anche una zia sono nati là. Lei ha studiato a Vittorio Veneto nel collegio San Giuseppe, in quell'epoca era pupilla e andava là a scuola, rimaneva tutto il tempo là, dopo andava un po' a casa. Lei si è ricevuta di maestra giusto dopo la guerra, perché in realtà mio nonno faceva il gelatiere prima in Belgio e dopo in Olanda. Allora l'ha fatto studiare a mia mamma perché non voleva che lei facesse la gelatiera. Allora ha fatto di maestra, ma è andata a insegnare a Civiana e anche a Cortina d'Ampezzo un paio di mesi, però dopo si racconta che non le piaceva molto essere maestra perché non aveva molta pazienza con i bambini. Allora un giorno ha deciso di venire qua a Buenos Aires perché c'era un cugino che era anche di Vodo, che aveva una gelateria qua a Buenos Aires. Allora le ha mandato sicuramente una lettera, o lei ha chiesto e le ha mandato una lettera dicendo che voleva venire qua. Allora gli ha mandato il viaggio e lei da Vodo è andata in Belgio, ha preso una nave di carica e è stata 40 giorni per arrivare qua a Buenos Aires, nell'anno 48. Bene, è Wow. andata a lavorare, c'è un posto qua a Buenos Aires che si chiama Liniers, che è vicino alla capitale, Eh al centro sì. di Buenos Aires, e ha lavorato con suo cugino 2 anni. Mm. Dopo è andata a lavorare con una signora che era di Civiana, nel centro, in una gelateria, dove là ha conosciuto a mio papà, che lui non era del mestiere della gelateria, lui lavorava in un cinema, il Cinema Premier, che ancora Mm. c'è nella città di Buenos Aires, nella strada Corrientes. Mitica, sì. Ebbene, là è cominciato il suo romanzo con mio papà non era del Cadore, era del Sur, era un Mm. paese vicino a Salerno. Ah, E guarda. nell'anno 54 si sono sposati e allora mia mamma le aveva detto a mio papà, io un uomo sotto padrone non voglio, allora pensiamo di metterci una gelateria. E si hanno messo la sua prima gelateria in Avenida Santa Fe e Anchorena. Wow, bella zona per chi non Con, conosce, Qua a sì, Buenos Aires. ti dico, nell'anno 57 è successo quello, con Stupendo. i miei nonni da parte del mio papà e anche il zio e la zia, tutta la famiglia del mio papà con la mamma, che la mamma le ha insegnato a loro a fare il mestiere della gelateria, hanno messo là la gelateria. E sono rimasti là fino all'anno 67.
Mm. Dopo la famiglia ha deciso che non volevano più lavorare, però mia mamma e mio papà, come io in quell'epoca ero ancora piccolina, hanno deciso di aprire una gelateria più piccola nel barrio di Almagro, in Mhm. Gascón y Corrientes, vicino Mm. all'ospedale italiano. E là, Oh. dell'anno 67 fino al 2005 abbiamo avuto la gelateria. Io Mm. lavoravo con mio papà quando sono cresciuta, dopo che uscivo dalla scuola, aiutavo i miei genitori là nella bottega e dopo io mi sono sposata, ho avuto i figli, ho continuato a lavorare là e nell'anno 2005 ho deciso di lasciare là nel negozio mio, ho lasciato un po' e dopo mi hanno chiesto di andare a lavorare dove lavoro attualmente nella gelateria Cadore, nel centro, che Mm. anche loro sono il padrone di quella gelateria e anche là del Cadore e Eh da sì. de Tai di Cadore. Adesso sono i nipoti perché loro avevano anche la sua età, già non stanno, ma fino adesso continuo a lavorare là. Eh, Così che è no, una vita di gelatiera. ma Desertiera Bellunese, stupendo Elisa, anche per chi sta sentendo adesso in radio, ci sta guardando, tu lo saprai dire meglio di me, la gelateria Cadore è una delle più rinomate al mondo, è anche considerata tra le 10 migliori al mondo, se non sbaglio. Sì, 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 veramente così, come dici tu. Sinceramente molto interessante e mi piacerebbe magari tornare un po' indietro, no? Tu avevi raccontato che già c'era uno zio di tua madre, se non ho capito male. Lei già sapeva qualcos'altro dell'Argentina prima di arrivare? Com'era la famiglia che era già qui in Argentina quando tua madre è arrivata? No, mia mamma è venuta sola. Qua Mhm. c'era quel cugino e lei si era in una pensione, abitava mia mamma, Mm. lavorava nella gelateria nell'estate, dopo nell'inverno faceva qualcosa a maglia fino a che cominciava di nuovo la stagione della gelateria, ma lei era sola qua, Mm. soltanto che come c'erano tanti paesani dal Cadore, c'erano De Civiana, c'erano di Peaio, di San Vito, del proprio Vodo, allora sempre si incontravano, facevano, erano amici perché si Mm. conoscevano e il paese là sono piccolini, così che si sa. E così Mm. è rimasta con loro e dopo ha conosciuto, come ti ho detto, mio papà e bene, la vita ha continuato così. Eh sì, com'è stato quell'arrivare in Argentina? Se magari avete parlato di quello, no? Dall'aspetto del clima, la geografia, com'è l'Argentina che aveva trovato tua madre? E pensi, è completamente diversa al paese di dove era mia mamma, là di Vodo, perché Mm. qua nell'estate 38 gradi, 36, caldo, umidità, e anche qua Assolutamente, sì, sì, l'inverno non è tanto freddo come è là, come vero. la zona del Cadore. È stato un cambio grande per lei sicuramente, però Immagino. bene, è andata avanti e le piaceva molto anche l'Argentina perché ha formato anche la sua famiglia e dopo ha tornato con mio papà là in Italia, che lo conoscessi i miei nonni, la mia zia, e lo volevano Mm. più anche a mio papà che a mia nonna e anche a mia mamma, perché prima sai com'è che se non eri del nord o se sono del sud, Mm. in quell'epoca, adesso non tanto, No, ma però ti in capisco. quell'epoca come si sposa con uno del sud, ma dopo lo hanno voluto tanto bene, più a lui che Eh. alla mamma. Immagino, stupendo. Com'è stato anche per tua madre, no? Quel crescere, quel continuare con quel lavoro di gelato qui in Argentina, con quella gelateria di tuo zio, o del suo zio, scusa. No, del cugino, era Ah, il cugino che cugino. l'aveva portato. No, lei ha imparato, penso Mm. io, e dopo, quando aveva lavorato anche con una amica di Civiana, dove ho conosciuto mio papà, e dopo lei ha insegnato a tutta la famiglia di mio papà di fare il gelato anche, Ah, forse aveva nozione anche del mio nonno, perché mio nonno aveva avuto gelateria in Belgio e in Olanda prima della prima guerra.
Così Oh, che che la gelateria, interessante. guarda, io adesso non ho avuto tempo, però ho tutta una fotografia del mio nonno con il carretto che andava vendendo il gelato là Wow. in Belgio, in Olanda. Sì, sì. Ma dopo condividiamo la foto, stupendo. Sì, la devo trovare perché oggi è il mio giorno di riposo e allora Oh, faccio tutte le cose che non posso fare nella settimana. Però mi hanno brava. chiamato per telefono dal negozio, i provvedori e tante cose che non ho potuto fare niente. No, Però io ti tranquilla. prometto che quando trovo le fotografie te le mando e così Stupendo. vedi. Ma tranquilla, Sì, dai. sì. E raccontami, Mm. Elisa, come si sono abituati qui alla vita in Argentina? Hanno portato con loro qualche tradizione? Lo continuate, diciamo? Com'era la vita di tua madre qua? Portava qualche tradizione bellunese? Penso una ricetta, un know-how, un mestiere, qualcosa, un ballo, una musica magari? Beh, guarda, mia mamma il ballo non le piaceva, soltanto ballava il tango con mio papà, perché il mio Ah, papà era un eccellente ballarino di tango. Però il mangiare di là, anche adesso io con i miei figli, anche faccio qualche mangiare, per esempio là i gnocchi di zuccia, che sono i oh. gnocchi della calabassa, Sì, la sì, zucca. ecco, sì, Bene, sì. col burro e il formaggio sopra, Ma che è che tipico buono, di quel che posto. bontà. Anche quando io ero piccolo, io non lo faccio, ma quando io ero piccolo mangiavo spesso i canedre, che col caldo, col Sì, col brodo, brodo, sì, che sono le sì. balle, che è il pane con il Sono tante prosciutto, la cose buone. pancetta, tutto quello. E anche la polenta che si faceva un po' dura e si Mm, tagliava il col filo. filo, Ecco, sì, sì, sì. sì, e mangiavano la polenta con il formaggio e là a Vodo forse mangiavano polenta Mm, con il coniglio lo facevano, che è tipico. sì, ma che Anche i stupendo. funghi piacciono molto. Ecco, e tu avevi raccontato che lo fai anche con i tuoi figli. Com'è quella trasmissione di quella cultura bellunese che porti avanti tu? E come anche quella parte di quella eredità bellunese? Come lo Mm. state vivendo in famiglia? Insegnate qualcosa ai tuoi figli, ai tuoi nipoti? Bene, ti dico, il mio figlio le piace molto la cucina e ogni tanto fa i gnocchi di stuccia con il Mm. burro e il formaggio. E anche le ragazze che sono in Olanda, loro adesso, qualche mangiare là del paese lo fanno. E Ecco. dopo anche quando uno va là, che uno fino adesso ogni anno uno può andare un mese almeno in vacanza e andare là in montagna, andare nel rifugio nella montagna, camminare. No, no, è bellissimo, veramente è un posto bellissimo e loro piacciono fare quello, sai? Ah, stupendo. E ti piacerebbe poter magari riunirti con i tuoi figli che sono all'estero, sia in Italia o in Olanda? Anche fare tipo un tornare alla tua terra d'origine, diciamo, della tua madre, della tua famiglia? Sì, 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 sì. Sì, mi piace, la verità che mi piace. Ti dico, io grazie a Dio fino adesso ogni anno almeno 20 giorni o anche quando c'era mia zia dovevo andare sì o sì per vederla, per assisterla, però sì, io penso che nel futuro forse la mia vecchiaia vada là a Bodo. Ah, che stupendo! Sì. Anche i tuoi figli magari hanno voglia di andare lì e restare? Che ne pensi? Sì, 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 le ragazze andare a passeggiare, ma il Mm. maschio ha l'idea di andare per restare là al Ah, paese. che Sì, stupendo, come una sì. migrazione di ritorno, diciamo, no? Da lì, Ecco, da Bodo, Argentina, Argentina, Bodo. ecco, Tornare, sì, sempre lo dico io, guarda, la mamma, la nonna è venuta in Argentina e adesso i miei figli fanno lo stesso che ha fatto la sua nonna, vanno là in Italia, in Olanda, ritornano ai suoi origini. è stupendo, anche portare un po', tornare con un po' di argentinità bellunese, se mi permetti, no? Perché qua, Sì, certamente, essendo sì, argentini, lo portano là. E parlando di quello un po', voi siete una famiglia, anche tu, legatissima al gelato bellunese, perché lo portate nel sangue sì. praticamente. Mm. Tu, com'è il tuo lavoro qui? Cosa vedi magari di belluno nel gelato che tu lavori o che avevi lavorato lì nell'azienda della famiglia?
È buono il gelato là nei bellunesi, là in Italia. Penso che le ricette che si fanno qua vengono di là. Qua si vanno perfezionando, uno si va modernizzando perché certi gusti, in quell'epoca o quando è venuta mia mamma c'erano 12 gusti soltanto di gelato. Guarda, Ma ti adesso ricordi ci qualcuno? sono... Tipo quali sono Come? i classici? Te li ricordi quei gusti? La cioccolata, la vaniglia, il limone, la fravola, e penso dopo tanti gusti non Eh sì. c'erano. Al principio, anche quando mio nonno era andato là prima della guerra, facevano su sicuramente 4-5 gusti. Dopo hanno incorporato più gusti sicuramente. Ecco, E adesso qua nella gelateria ci sono 40 gusti, 38 gusti. E qualche ogni gusto tanto... qualche gusto che tu dici bellunese oggigiorno, diciamo, un gusto che tu puoi dire questo come un sapore bellunese in qualche gusto di gelato? Mi sembra che la nocciola è uno di là, mi Ah, sembra. buonissima Sì. anche. Mm, è buona. Anche il pistacchio, ma il pistacchio è più siciliano, mi sembra, però nel gelato il pistacchio è anche molto buono, la vaniglia, sono E ti devo gusti. chiedere assolutamente per uno che è magari una fusione tra l'Argentina e il gelato, il dolce di latte. Ah, bene, quello non lo trovi in nessuna parte del mondo. Ma neanche a E Belluno, dicono neanche che in lo Olanda? fanno, com'è? Neanche né a Belluno né in Olanda? No? No, il dolce di latte è tipico argentino. Possono fare qualcuno che dicano che è dolce di latte o simile qualcosa, ma il gelato di dolce di latte è argentino. Sì, È immagino che anche argentino. il gusto che ha quello argentino non soltanto si deve al mestiere, al know-how di questi maestri gelatini, ma anche alle materie prime che abbiamo qui in Argentina, che sono anche buonissime, Sì. alcune un po' diversi, ma buone lo stesso. Sì, sì, sì. Poi è tutto naturale qua, perché qua, per esempio, se non c'è l'ananà, non si fa l'ananà. Qua è il succo del Mm. limone, il succo dell'arancio, la fragola, qua è tutto naturale. È tutto naturale. Non in Italia, non dico, ma in altre parti del mondo il gelato è più artificiale. Sicuramente che ci sono posti che conservano la tradizione come gli italiani, Mhm. perché per esempio se vanno agli Stati Uniti o in Spagna o qualsiasi posto che vanno gli italiani a fare il gelato, conservano ancora Mm. quelli tradizionali, però veramente il gelato artigianale non si trova in tutte le parti. No, no, ti credo, anche ho assaggiato, anche questo, quell'argentino, quel fatto artigianalmente, con buoni materiali, è buonissimo, certamente Sì. niente che invidiare. E ti faccio vedere qua un elemento che di sicuro tu conosci, che è il mate. Tu prendi il Il mate? mate. Mm. Io non prendo mate, neanche la mia Oh, mamma, neanche il mio guarda! papà. No, 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 Ma no. perché non piaceva? Mio figlio sì, una delle mie ragazze anche, però io no, non prendo mate, mio mamma e mio papà neanche prendevano il mate. Guarda, ti stavo per chiedere per questo Sì, famoso gelato all'erba mate. Lo hai mai sì. assaggiato? No, so che lo fanno in Cordova, è famoso, mi pare, quello della cerva mate, il mate, però In non Misiones magari l'ho anche. mai assaggiato, no. Guarda, no, neanche io non l'ho trovato, ma sono un po' curiosa di vedere quella nuova fusione italo-argentina, no? Con un Sì. prodotto tipo un gelato italiano con l'erba mate, che è ben nostra di questa bevanda che sai bene che è tipo una cosa più che una vita, è un simbolo di unione, è una cosa straordinaria Sì, di sì, sì. fratellanza e amicizia. Sì, sì. E il resto della famiglia beve il mate, ma io la verità Guarda. che E il no. caffè? E il caffè lo bevete? Il caffè italiano? Ti E piace? bevo, sì, ma io sono più che prendo il tè. Ah, guarda, bene, anche buono lo Sì, no, stesso. no, lo prendo, poi prendo un caffè macchiato, sì, ma se mi dici nel giorno quanti caffè bevi, te bevo uno e te bevo 4 tè, per esempio. Che buono, dai, sì, sì, Sì. certamente. Bene, Elisa, è stato veramente un piacere sentire anche la tua storia. Puoi inviare un saluto, ai bellunesi nel mondo e anche a tutto il mondo del gelato bellunese nel mondo?
Bene, ti ringrazio a te per fare questa intervista, è la prima volta che faccio, spero che stia tutto bene. Sì, bellissima. Bene, mando a tutti i bellunesi, tutta la gente del Cadore, un bacio grande, e spero rivederli presto quando finisca tutta questa situazione, l'anno prossimo poter andare. Bene, a tutti i gelatieri bellunesi che sono nel mondo e andare sempre in avanti, portare la migliore del suo, di uno, del suo gelato, della sua, da dove uno viene, rappresentare ai bellunesi lo migliore possibile. Come Ecco, uno lo ha sempre nel cuore, il posto certamente. io della mamma, là di Vodo, sempre l'ho in mente, anche la gente, i posti, il ristorante che uno va e tutto. Così che un Sì. bacio grande a tutti, saluti a tutti e grazie della Stupendo. tua intervista. No, per favore, a te per essere presente e anche, beh sì, anche io voglio inviare un saluto a tutti i bellunesi nel mondo e di sicuro ci ritroveremo nuovamente in un'altra intervista, quindi amici vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.